10 euro lordi di un voucher minimo, 7,50 € netti al lavoratore. Di quel 25% c'è un 5% di costi di servizio, un 13% di previdenza e il resto è INAIL, per l'assicurazione INAIL. Se una persona che può prendere al massimo 7.000 euro l'anno netti con i voucher dovesse lavorare così tutta la vita, per avere una pensione di 700 euro dovrebbe lavorare 126 anni. Ecco, questo è un paradosso per dire che è improponibile che questa tipologia di lavoro diventi alternativa nel mercato del lavoro. Questo è uno degli scenari che la CISL disegna sull'utilizzo dei voucher. Fenomeno sempre più diffuso in Veneto. Nel 2015, infatti, ne sono stati staccati più di 15 milioni in tutta la regione, 2.665.000 nella sola provincia di Padova. Ieri il segretario della CGIL, Susanna Camusso, da Venezia aveva lanciato un referendum per chiederne l'abolizione. Soluzione questa che non convince però gli esponenti della CISL. No, noi non siamo d'accordo perché non è o tutto bianco o tutto nero. Buttare via il bambino con l'acqua sporca è sbagliato. Noi diciamo che deve essere migliorata la copertura previdenziale perché il 13% è assolutamente insufficiente, che deve essere monitorato l'utilizzo, che deve essere inserita la parola occasionalità perché oggi c'è un utilizzo indiscriminato e che deve essere assolutamente controllato l'utilizzo in termini anche di tutela del lavoratore. Il sindacato ha anche istituito un numero verde per poter denunciare anonimamente l'uso improprio dei voucher, che sono uno strumento che non va abolito, sottolineano i sindacalisti, ma riformato. Voucher, se utilizzato in maniera corretta, può diventare un buono strumento e così come era nato in forma occasionale e accessorio, era un buono strumento.